Bentornati in un nuovissimo aggiornamento meteo. Ancora caldo e intenso, ma attenzione perché sulla Sardegna sono già in sviluppo dei rovesci temporali. Questo sarà un pomeriggio dinamico per la perturbazione sulle Baleari, che invia forti temporali non solo sulla Sardegna ma anche sulle Marche e sull'Appennino centrale. Sono in atto dei forti rovesci. Correnti molto instabili di matrice nord atlantica però irromperanno nel corso dei prossimi giorni, soprattutto a partire da sabato sera, quando infiltrazioni d'aria molto fresca e instabile riusciranno ad addentrarsi sulle regioni del nord per portare forti temporali in estensione rapida anche al centro nella giornata di domenica. E ci addentriamo quindi nel dettaglio per vedere la giornata di venerdì. Cosa riserva? Nuvolosità sparsa con cielo temporaneamente anche nuvoloso sulle regioni del nord-ovest, ma non avremo fenomeni se non al massimo qualche locale temporale sul Piemonte occidentale. Nel pomeriggio formazioni di temporali, come abbiamo visto, sull'Appennino, sulle Marche, rovesci anche intensi ma temporali molto più frequenti su tutta quanta la Sardegna, soprattutto quella settentrionale, con fenomeni che dall'Appennino avranno possibilità di viaggiare anche fin verso la bassa Lombardia e il basso Veneto, una ipotesi comunque bassa. Nella serata migliorerà gradualmente il tempo con la perturbazione che continuerà ad avanzare verso nord-est, allontanando quindi il caldo molto intenso che sarà ancora comunque molto presente, valori ancora fino a 38-39 gradi sulle regioni meridionali, specie Tavoliere delle Puglie. Al sud nulla da segnalare, poca nuvolosità con possibilità di qualche isolato temporale convettivo sull'Appennino emiliano, sulla Campania, sulla Basilicata, ma nulla da segnalare. Nella giornata di sabato si addentra il flusso nord atlantico sulla Francia, sulla Germania, portando una forte instabilità dal pomeriggio, con temporali associati che saranno molto intensi soprattutto sul nord della Francia e su tutto quanto il centro Europa, con rischio di grandinate fino a grosse dimensioni. Sul nord Italia avremo ancora una fase di attesa per l'arrivo della perturbazione, infatti avremo solo qualche isolato piovasco sulle Alpi e le Prealpi e sulla Liguria, con qualche cellula temporalesca in formazione sulla pianura piemontese e quella lombarda entro la serata. E nel corso della notte, nelle prime ore della mattinata seguente, avremo un peggioramento molto più deciso sulla Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, con il rischio di nubifragi per il minimo che si andrà ad addossare sul Mar Ligure, e si formerà quindi la vera e propria perturbazione per portare forte maltempo. Intanto al centro sarà invece un sabato già molto dinamico, con molti temporali in formazione lungo le zone interne della Toscana, su tutto quanto l'Appennino, possibilità che i fenomeni si allunghino fin verso la costa adriatica, molto colpite le Marche, l'Appennino tosco emiliano e anche la Toscana l'Umbria. Al sud avremo più nuvolosità con molti temporali anche sulla Sardegna, localmente intensi. La Sardegna sarà molto colpita nelle ore pomeridiane da forti temporali su tutta quanta la regione, temporali che potranno raggiungere anche le zone interne della Sicilia ma in forma locale, possibili anche sulla costa molisana e pugliese. Temperature che subiranno un lieve cedimento al nord, sempre comunque molto elevate al sud. Ed ecco nella giornata di domenica l'allerta che sale su tutte quante le regioni del centro-nord, con il tempo perturbato sulla Liguria, sulla Lombardia, l'Emilia Romagna, il Triveneto, con forti temporali, nubifragi associati e grandinate anche di medie dimensioni, fenomeni più sparsi sul ponente ligure e il Piemonte, ma localmente anche qui di forte intensità. Sarà molto più a rischio il nord-est e soprattutto l'Emilia Romagna e le Marche. Queste due regioni sono più soggette a rischio di forti temporali e di allagamenti, perché in queste zone pioverà in modo persistente fino alla giornata di lunedì. Ma avremo modo di vedere poi nella giornata di lunedì come evolverà la situazione. Intanto si vede appunto come i temporali raggiungeranno non solo le regioni del centro-nord nella giornata di domenica, ma il peggioramento sarà già dal mattino sulla Toscana e sul Lazio, con forti temporali in estensione nel pomeriggio e nella serata anche sulle regioni orientali. Il rischio di nubifragi e grandinate anche qui sarà elevato, non escludiamo anche locali trombe d'aria soprattutto lungo il versante adriatico. Al sud l'instabilità sarà anche qui in intensificazione sulla Campania ma anche sul basso Tirreno, per fronti temporaleschi in arrivo da
nord-ovest. Comunque sull'estremo sud avremo ancora una situazione stabile, comunque con maggior nuvolosità, ma temperature ancora sopra la media stagionale, mentre al nord saranno già sotto la media del periodo per l'arrivo delle correnti molto fresche e l'azione quindi della perturbazione di forte intensità. Intanto si nota come l'anticiclone azzorriano prova a recuperare terreno e ci riuscirà a partire dall'inizio della prossima settimana con il campo anticiclonico in estensione verso l'Europa centro-occidentale. La piccola insidiosa depressione continuerà a interessare anche la giornata di lunedì, significa temporali localmente forti, in questo caso il nord-est, ma soprattutto ricordiamo l'Emilia Romagna e le Marche saranno colpite soprattutto al mattino da forti precipitazioni associate anche a dei locali temporali, ma saranno più sotto forma di forti piogge con fenomeni anche persistenti e duraturi, possibili picchi oltre i 60 mm sulla Emilia Romagna centro-orientale e sulle Marche, maggiormente colpite, ricordiamo, le coste adriatiche per questa depressione. Le regioni del nord-ovest rimarranno all'asciutto con tempo già in prevalenza soleggiato nella giornata di lunedì, tra qualche comunque locale nube per via della depressione comunque più lontana. Da segnalare anche locali piovaschi pomeridiani sulla Sardegna, specie sulle zone montuose, e dei temporali che raggiungeranno anche il nord-est della Sicilia, più a rischio la Puglia, la Calabria e la Campania. L'anticiclone, come vediamo, rimonterà a partire da sud-ovest per portare tempo soleggiato al nord-ovest, come ho detto prima, e un rialzo termico comunque senza troppi eccessi, valori termici gradevoli. E la tendenza a partire dalla giornata di martedì, la depressione sarà in allontanamento verso la Grecia, con instabilità che ancora sarà presente sulle regioni del centro-sud, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ancora lungo l'Appennino centro-meridionale, con occasione per locali temporali, qualche piovasco pomeridiano possibile anche sulla Sardegna orientale, e questa volta i fenomeni nella giornata di martedì saranno più diffusi, estesi anche sulla Sicilia e sulla Calabria, sulla Basilicata. Insomma, avremo della instabilità più intensa anche sul resto delle regioni dell'estremo sud, instabilità sparsa, qualche rovescio piovasco possibile anche sulle Alpi, Prealpi centro-orientali, mentre l'anticiclone azzorriano continuerà ad avanzare per portare valori termici comunque ancora su valori gradevoli tra i 31-32 gradi sulla Val Padana. Ma attenzione, perché l'ondata di caldo potrebbe tornare ad interessare le regioni italiane a partire dalla metà della settimana, perché infatti l'anticiclone azzorriano subtropicale non demorderà e proverà di conseguenza ad estendersi nuovamente, specie a partire da giovedì 22 agosto, per portare un imperamento delle temperature con valori che torneranno oltre i 34 gradi al centro-nord e oltre i 36 gradi sulle regioni del centro e del sud. Insomma, potrebbe tornare ancora caldo e intenso, ma avremo modo di riparlarne, essendovi ancora incertezze per determinare questa previsione. Vi raccomandiamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo, intanto godiamoci questa rinfrescata.